È compito del dentista identificare le carie quando sono piccole. Quando sono piccole sono semplici da curare e la massa residua di dente sano è la parte più importante che rimane del dente. Viceversa, quando la carie si sviluppa molto e diciamo così distrugge gran parte del dente, il dentista ha un compito più arduo, più difficile. Oltretutto anche la prognosi, cioè l'aspettativa di vita o di durata di quella cura, sarà più breve. Dunque il dentista effettua la diagnosi e poi formula il piano di trattamento, cioè la cura da praticare al dente. Come si realizza il trattamento? Si anestetizza la parte, dopo aver anestetizzato la parte si può procedere alla rimozione della parte danneggiata del dente utilizzando quello che noi chiamiamo manipolo, cioè uno strumento conosciuto anche col nome di trapano, che tramite una fresa consente di rimuovere la parte guasta del dente. Una volta pulita la parte potrà essere ricostruita con un materiale che ne imita forma, colore e funzione. Al termine del trattamento viene verificato la masticazione, cioè che la ricostruzione non sia esagerata di spessore, e poi viene lucidata.